I recenti avvenimenti legati al coronavirus si è avviato sia a livello nazionale che a livello regionale un percorso di identificazione di strumenti e modalità con le quali si possa sostenere le situazioni di non lavoro che naturalmente escono da questo problema. La strada che è stata definita è la strada degli ammortizzatori in deroga e di conseguenza in questa ipotesi con la giornata odierna le parti sociali insieme alla Regione Veneto andranno a definire una modalità con la quale poter assistere, assicurare quindi alle imprese, soprattutto alle piccole imprese che non hanno strumenti di ammortizzatori, gli strumenti appunto per poter sostenere le situazioni di difficoltà di mercato temporanee. In questo senso la strada già sperimentata alcuni anni fa degli ammortizzatori straordinari in deroga, della cassa integrazione straordinaria in deroga, quindi in deroga perché riguarda appunto le piccole e medie imprese, è la strada indicata sia a livello governativo che a livello regionale. Con oggi credo che andremo a definire le modalità con cui la procedura verrà avviata e mi auguro nel più breve tempo possibile. Dottor Barone, ovviamente gli uffici hanno avuto delle necessità particolari in questo periodo. Si presume un ritorno alla normalità in tempi brevi o purtroppo i tempi si allungheranno? Allora, con il provvedimento di contenimento avviato dal governatore della Regione Veneto di concerto con il governo questa settimana, diciamo domenica scorsa, che prevedeva appunto per tutta la settimana misure di contenimento del virus evitando situazioni di assembramento e quindi di occasioni di incontro vaste, dovendo appunto chiudersi entro questa settimana. Noi prevediamo che da lunedì la settimana prossima la situazione torni alla normalità. Certamente avremo delle code in termini di metodologie nella gestione dei servizi che prevederanno, per esempio nel caso dei centri per l'impiego, l'adozione di appuntamenti e di occasioni di incontro attraverso la prenotazione online, quindi attraverso gli strumenti telematici di prenotazione. Questo sarà il metodo che utilizzeremo come centri per l'impiego da lunedì prossimo, quindi ritornerà l'apertura al pubblico attraverso però una modalità programmata. Siete già pronti per questa tipologia di interventi? Sì, siamo già pronti perché noi già più di metà dei nostri appuntamenti che svolgiamo quotidianamente vengono programmati via online attraverso appunto la richiesta e anche la prenotazione dell'incontro sulle piattaforme che abbiamo.